Nell'incontro al Ministero c'è stato un piccolo passo avanti, significa che rispetto alle richieste poste un paio di settimane fa, una era quella della dote, l'altra era quella dell'asseverabilità del piano industriale, ci sono state risposte in entrambi i casi. Per quanto riguarda la dote, quindi la seconda tranche che Ronal si era impegnata ad erogare verso Speedline / Callista per la continuità operativa, c'è stato l'impegno di Ronal a un'erogazione di una quota parte di quella dote fino ad oggi congelata, impegno a farlo nei prossimi giorni. Auspichiamo che venga fatto entro la fine di questa settimana perché è una cosa per noi urgente e molto importante. Per quanto riguarda la questione dei piani industriali, Speedline ha assunto l'impegno e ieri l'ha manifestato al Ministero di un piano industriale sviluppabile nell'arco di un triennio 24-26, un piano industriale che vede una Speedline in crescita fino a un 36%, ma che può funzionare solo qualora Ronal rispetti gli impegni. Quindi ancora una volta quel piano industriale lì è ostaggio di un confronto tra Ronal, che è quella che ha venduta, e il fondo Callista che ha acquisito Speedline. Ecco, ora è fondamentale, adesso che il sindacato ha fatto rispettare e ha rispettato tutto quanto contenuto all'interno dell'accordo sottoscritto, che Ronal faccia altrettanto. Se Ronal in Italia non vuole rimanere, deve lasciare e mettere le condizioni affinché il sito produttivo di Santa Maria di Sala possa avere una sua continuità. Lo faccia nel rispetto delle intese, lo faccia per il processo di salvaguardia dell'occupazione che nel nostro territorio deve rimanere alta.